Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi, io sono Lord Perso e continuiamo la partita su Roma. Dopo l'assedio di Siga che abbiamo conquistato, stiamo cercando di tenere la zona e di convertirla alla nostra cultura. Abbiamo la flotta che sta bloccando questo passaggio, anche se in realtà le navi nemiche forse ci riuscirebbero a passare allo stesso, però noi la mettiamo qua, andiamo a fare ostruzionismo. Abbiamo una legione in formazione, che è la 11ª Augusta, che si sta riempiendo di uomini. E poi abbiamo l'Audacia, l'8ª Ispana, che sta andando a prendersi Aracillum. Prima però cerca lo scontro contro gli araldi di Atecina. Vediamo se avverrà questo scontro. Per il resto sembra tutto a posto, non ricordo ci siano altre robe in giro da fare. Diciamo che la Repubblica è abbastanza in una situazione di controllo. Intanto qui c'è un'altra legione che sopraggiungerà fra chissà quanti turni per andare a stabilizzare tutta questa parte africana e terminare così la campagna d'Africa, ragazzi. Un sogno che si avvera. Andiamo avanti con il turno e benvenuti e bentornati. Eccola là. Ahia, Cartagine si fa sotto. Mamma mia, quante truppe c'ha Cartagine lì. Mm. C'è fermento, ragazzi. Allora, vediamo, addestiamo la cavalleria o arruoliamo più cavalli? Direi... Ma no, addestramento della cavalleria direi che va bene, non voglio avere troppi cavalli in realtà. Nuova nascita, Servio, Duronio, Sceva, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, qua abbiamo un po' di problematiche con gli agenti che ci stanno un po' rompendo le scatole, però va bene. Ok, qui abbiamo la legione pronta. Allora, andiamo a costruire altri uomini. Qua purtroppo abbiamo delle problematiche di manpower. Ok, va bene. Potrei portarla su come supporto. Adesso vediamo. Qua in realtà si è sbloccata la situazione. Allora, andiamo a sabotare le scorte. Ah, da solo vabbè, andiamo a sabotarle comunque. Bene. Oh, finalmente. Perfetto, loro sono bloccati lì. Io direi di andare a conquistare, a prenderli. Ma prima, vediamo un attimo, scusate. Le flotte si sono radunate in quel punto. Ok. 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 Qui abbiamo dei nemici. Venti del deserto. Ok. Ah, sono questi qua. Ok. Ok, ok, ok. Allora, vediamo un attimo cosa fare. Allora, portiamo avanti questa legione, assolutamente. E anche loro li manteniamo qua in questa zona, li lasciamo qui. Guardate quanti... Mamma mia, c'è una paura che prendiamo Tingis, pazzesca, i cartaginesi. Giustamente, mi verrebbe da dire. Questa la rispostiamo qua e vediamo se c'è ancora del movimento. Anche perché non vedo altri lusitani. Qui intanto ci sono dei norreni. Ok. Ok, cosa sta succedendo? Allora, cerchiamo di prendere Aracillum perché mi darà poi un po' di visione. Sì, mi sento un po' bloccato effettivamente. Allora, andiamo a prendere Aracillum. Ok, vittoria facile, facilissima direi a questo punto. Fatemi vedere, 73%, 76%. Allora, ma magari
Potrei giocarla ma non farla vedere perché tanto non penso sia una grande partita. Siamo in superiorità numerica. Che 76% è tanto. No dai, la gioco ma non penso di farvela vedere. Ok ragazzi, battaglia abbastanza semplice, anche se eravamo in netto svantaggio di posizione, però l'abbiamo vinta. Quindi inutile farvela vedere, confermo questa cosa, terminiamo la battaglia. Guardate, li ho veramente massacrati. Anzi, ne sono avanzati di più perché appunto non ho voluto neanche stare troppo a inseguirli. Ovviamente ho sacrificato queste 2 unità, ma va bene così. Diciamo che erano unità che non è che ci servivano particolarmente all'interno della legione. Anzi, adesso appunto colgo l'occasione per andarle a sostituire. Perfetto. Beh, non abbiamo perso neanche tanti uomini alla fine comunque. 512. Belli tranquilli. Bene, dai. Direi che è stata un'ottima battaglia. Li uccidiamo. Quindi facciamo fuori i nostri nemici e andiamo a inseguirli e terminiamo l'opera. Direi che qua modalità equilibrio è più che sufficiente. Bene. Benissimo, ottimo, ottimo. Sempre ad andare a eliminare i rimanenti. Perfetto. Peccato che non ci arriviamo, purtroppo, peccato. Ok, questa unità qua in realtà bah, sì, la teniamo, ma potremmo anche farne a meno, a dire la verità. Quanti sono? 23 uomini. Sono 23 uomini, potremmo anche congedarli, Potremmo anche congedarli. Vedremo. Vedremo, dai. Ok, allora, direi che qui non possiamo prendere altre... questa cosa qua non mi piace particolarmente. Non possiamo prendere altre unità. Potrei spostarmi comunque. Potrei spostarmi comunque. O portarli a questo punto magari a Narbo. Giusto per non farli rimanere qua fermi. In 2 turni arrivano. Potrei fare 2 turni, li carico di truppe e poi li riporto indietro. Potrei fare una cosa del genere. Dai, andiamo a farla. Magari questi poi... no, neanche, figurati. Ok, torniamo indietro. Andiamo a fare il rifornimento qua praticamente di truppe. Qua direi che siamo messi abbastanza bene. Toletum potrebbe essere la prossima ad andare a catturare. Vedremo. Spostiamo la spia qua un attimo. Ok, sembrerebbe non ci sia altro. Ok. Va bene. Ok, va bene, andiamo al prossimo turno. Allora vediamo un po' cosa accade. Io ho sempre il terrore su Saguntum, però... I getuli? Ah, questi. Scusate, mi ero un attimo spaventato, pensavo una fazione interna. I getuli mi hanno dichiarato guerra. Va bene, ci pensiamo noi. Adesso arrivano giusto giusto delle legioni belle interessanti che hanno qualcosa da proporti. C'è un cambio fazione. Allora, mi dice di Senato di fare un esercito a Tarraco. Non lo so, non credo che lo farò. Il Senato mi può sciacquare, diciamo così. Allora, va bene, tra l'altro Tarraco. Ah, che sta qua, tra l'altro. Sta qui.
No, perché devo creare un esercito? Io ho già il mio esercito qua. Non devo creare proprio nessun esercito di nulla. Anzi. Uh, anche la prima corte ho a disposizione. Ottimo. Mettiamoci un po' più di tiro. Ok. L'esercito qua l'abbiamo sistemato. Allora, andiamo a vedere un po' con la spia se c'è qualche movimento. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Qui non vediamo passare nessuno. E allora a questo punto Aracillum è proprio la mia. Addirittura. Allora circondiamolo un attimo. Addirittura negativi. Apriamoci qualche mercenario da buttarci dentro. Qualche cavalleria mercenaria. Allora facciamo facciamo che allora terminiamo un attimo l'assedio. Elimino questi. Non mi aspettavo una resistenza così. Assumiamo mercenari e ci buttiamo cosa? Cavalleria o lance? Ma sì, mandiamo un po' di prima linea, dai. Anche perché costano considerevolmente di meno. E li mandiamo all'attacco. Ok. Ma non mi sembrano particolarmente agguerriti. Non so come sia possibile uno stravolgimento del genere, ma andrò a giocarmi la partita e andiamo a conquistare anche questo insediamento, direi. Anche questa partita non credo di farvela vedere. Tra l'altro assediamo, come potete vedere, la città da tutti i lati, quindi sarà particolarmente bella e divertente. Ok ragazzi, altra vittoria archiviata. Andiamo a terminare la battaglia. Anche questa è stata abbastanza facile, direi. Oh, come vedete ho mandato le due truppe di mercenari a farsi massacrare. Hanno preso un po' tutto il tiro che potevano prendere e hanno tolto munizioni ai nostri nemici. Non abbiamo fatto delle grandi kill alla fine, nel senso che abbiamo solo ucciso 2064 uomini rispetto ai 3006, ma tanto a noi interessava solo metterli in fuga e cacciarli dal villaggio, non ci interessava fare un massacro. Perfetto. Ottima città conquistata. Direi che andiamo a radere al suolo e ci ricostruiamo. Perfetto, adesso ho una visione molto più ampia, perfetto. Quindi sto tracciando questo cammino per le mie legioni, perfetto. Il prossimo passo sarà prendere Toletum, se riusciamo, in modo tale da avere ancora più visioni di quello che accade in Spagna. E poi Brigantium sarà il prossimo obiettivo anche lui. Anzi, guardate, ci mando già la spia a controllare. Aracillium intanto la faremo diventare una città romana a tutti gli effetti. E diamogli... Sì, va bene, facciamo i campi e magari potremmo utilizzarla anche come posto per costruire delle truppe, in realtà. Visto che la città di Tarraco è messa abbastanza bene, potrei farlo. Dai, ci mettiamo giusto una caserma, giusto per avere un po' di rifornimenti da questa parte, ecco. Va bene, quindi questi si stanno formando le nuove legioni, perfetto. Qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Questi li andiamo a congedare, tanto non ci servono più. Miglioriamo assolutamente il mantenimento delle unità. Va bene questo, che ci migliora il combattimento in battaglia e
questo che ci migliora la fanteria, l'attacco della fanteria, ottimo. E questi li teniamo ancora qui. Peccato che non riesco assolutamente a farli a far reintegrare le truppe. Eventi recenti, va bene. Ci hanno mangiato il manpower questi eventi recenti. Qui andiamo, allora, questo che tanto la libererò e questo, ok. Allora io direi che qua facciamo un insediamento civile. Va bene, intanto qua oh, perfetto. È arrivata la legione. È arrivata la legione, perfetto. Allora, questi li mandiamo fuori dalla città. Se li portiamo dentro meno 10, no? Allora li teniamo fuori anche questi di supporto. In appoggio adesso dobbiamo vedere con le spie cosa fare. No, questi ci hanno dichiarato guerra, quindi potremmo tenere una zona qui. Andiamo a vedere un attimo. Ok, una legione è qua. Ok. E l'altra è qui. Ok. Potremmo andare a Tingis. Secondo me non ha molto senso adesso perché stiamo aspettando la terza legione che ci arrivi. Piuttosto io prenderei questa legione, andrei così, prenderei Rutubis e poi presa Rutubis, anzi liberata, saliamo e andiamo a Tingis con 3 legioni. Secondo me è la cosa migliore da fare. Quindi ci spostiamo, quanto ci impiegheremo? È un bel po' di turni, ancora 2 almeno. Ma tanto, ora che arriva questa legione, guardate quanti turni ci impiega. Ci vorrà ancora un bel po'. Va bene, perfetto. Qui intanto abbiamo la flotta che ci può comunque dare sempre una mano. Non la porto qui perché qui sarebbe veramente un massacro. Sarebbe interessante magari portarla in difesa di questo porto qua. Allora la portiamo. Ok, perfetto. E la teniamo qui. Non la voglio ancorare perché sennò se mi attaccano in massa io quella la vado a perdere. Qui stiamo reclutando e direi che va bene così. Andiamo a migliorare questa struttura. Qui ok, siamo in positivo, va bene. Ok, perfetto. Dovremmo esserci, ragazzi. Qui in più 4. Ma sì, facciamo anche questo. Facciamo un bel anfiteatro. E direi che ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Ok. Andiamo avanti col prossimo turno e vediamo se ci sono delle novità. Cartagine si sta preoccupando. Ecco che a Toletum si sono ricreate le nuove forze. Ok. Trattato di pace con i Cimbri. Ragazzi, guardate che... mamma mia, come sono stati ricacciati. Ah, perché sono anche in guerra con loro. Mi sa. O con i Suebi addirittura. No, Suebi no. Sì, con un po' di fazioni nostre, tra l'altro. Wow, sarebbero nostri stati clienti. No, ma non fa gameplay, ragazzi.
12 di danno, wow. Ci danno 10.000. Hanno accettato l'offerta per 10.000. Bene. 10.000 che mettiamo via in saccoccia. Trattato di pace con i Lusitani. Ah, guarda, guarda chi torna strisciando. Un trattato di pace adesso. No. Però potrei farti diventare il mio stato cliente. Allora no. No. Tu vuoi un trattato di pace perché stai perdendo, mio caro. Ah, è vero, io ho una legione a Mediolanum, ragazzi, che mi ero dimenticato. È vero. Accordo commerciale sciolto. Banditismo. Migrazione urbana a IOL. Ok. Va bene. Sì. Stiamo a costruire roba. Wow, quanto abbiamo speso? Tantissimo. Problemi con gli schiavi qua. Va bene. Non me ne curo adesso. Come ogni buona popolazione romana. Ogni buon imperatore romano, diciamo, che non se ne cura. Allora. Dai, andiamo qua. Speriamo non se lo aspettino. Ok. Riesco no, porca miseria, peccato. Peccato. Allora. Manca un esercito. Dov'è? Ah, eccolo qua. Ok, perfetto. Allora, seguiamoli, stiamo sulle loro tracce. Qua direi di fare un bel fortino. Qui stiamo continuando a costruire. Questa legione adesso si sposterà e arriverà qui pian piano. Gli elefanti. Belli. Allora, qua mi manca un po' di visione, però non penso succedano grandi cose. Andiamo a controllare. Ma sembra abbastanza tranquillo. Io piuttosto andrei a vedere qua se riusciamo a vedere qualcos'altro. No, non riusciamo. Ok, Aracillum. Mandiamo la spia di sopra a vedere se c'è qualche truppa. Le uniche potremmo vedere da qua o da qui sotto. Però adesso facciamo fare un giro, anzi, facciamo fare proprio già il giro tutto alla spia. E vediamo cosa ci dice. Se non c'è nessuno, direi che già al prossimo turno potremmo partire alla volta. Qui ci facciamo altre truppe e ci prendiamo un'altra cavalleria. Sicuramente del tiro. E mi sa che non abbiamo più manpower. Quindi stiamo così ancora. Al massimo lo faccio mezzo vuoto, cioè mezzo vuoto, con 2 unità in meno, in modo tale da non avere altri tipi di problematiche. Direi che per questo turno è sufficiente. Ah, perché non abbiamo abbastanza denaro. Allora, vediamo di... Non abbiamo abbastanza denaro. Potremmo togliere la scuola gradatoria allora a questo punto. No, dai, stiamo così e basta. Ok, un turno di attesa questo. Andiamo al prossimo turno. Ci facciamo un altro giro. Tanto la legione avanza.
Stanno affollando le coste africane, vedo. Di genti. Ok, allora questa donna si è dimostrata piuttosto abile nell'organizzare il lavoro numerosi abitanti della sua famiglia, ambiziosa, non tolera gli oziosi e produce olio d'oliva migliore. Potremmo impiegare per aiutare a pianificare i nostri sviluppi agricoli. Assolutamente sì, l'assumiamo. Nuova nascita, nuova nascita. Ui, quanto è diventata grande la famiglia, ragazzi. Wow. Sacco di nuove nascite. Eccole qua. Bene. Sono contento. Bene, bene, bene. Andiamo avanti. Allora, questa legione ci vorrà ancora un casino perché arrivi, ma va bene così perché è tutto pianificato. Questi sono fermi in posizione. Allora, ce ne torniamo qua. Fatemi rivedere. Sì. Ok, perfetto. Ottimo. E ci portiamo nei pressi. E questa non sarà una battaglia facile, che loro avranno 18 uomini più 6, sono già 24 e una nave. Non sarà così facile. Allora, siga, intanto io direi di fare un carpentiere navale, visto che siamo in prossimità. Qui ci facciamo la caserma. E qua per ora basta così. Va bene. Qui rimaniamo in questa zona. Qui sembra tutto a posto. Torniamocene su per avere visione anche di Toletum. Maledetta questa città che mi ha bloccato tutte le volte che ho tentato di conquistarla. Finalmente andiamo a vedere con la spia questa zona. Qualcosina c'è. Edizione. Potrei aver bisogno di 2 legioni per liberare questa zona. E la seconda legione a questo punto è questa. Me la portiamo subito in zona. Ci impiegherà ancora tantissimo ad arrivare, ma va bene. E la dovremo portare qua. Con questa e quell'altra legione prenderemo Brigantium. E poi una volta presa Brigantium vediamo di scendere e andare verso magari Toletum, andremo proprio al cuore. Anche però Olisipo prendere questa qua in modo tale da non avere poi, non lo so, vediamo, vediamo. Toletum sta con Corduba e Gades. Ok, quindi potremmo anche catturarla per avere questi 2 centri qua belli grossi piantati in Spagna. Si potrebbe fare. Qui posso dare a Cilium, sì, posso sbloccarla, benissimo. Ah, i cavalli, interessante. Sì, facciamoli allora. Ci prendiamo il bonus. Ah, i cavalli, eh. Ah, i cavalli. Interessante, molto interessante. Potrebbe essere che Brigantium ce la teniamo. Potrebbe essere che fare dei buoni cavalli in questa zona non sarebbe male. Non sarebbe male. Proprio come reclutamento delle fazioni. Ok. Stiamo abbastanza snowballando, per usare un termine che usano gli aulici. Ma me l'aspettavo, d'altronde siamo abbastanza messi bene. Io in realtà qui ho un'altra legione ancora, appunto quella a Milano, che stava per il territorio, ma sembra che non ce ne sia bisogno. Potremmo iniziare a portarla in queste zone. Tra l'altro qui vedo... non mi piace. Non mi piace gli ceni al confine. Non mi piace. Non vorrei che ci dichiarassero guerra a breve. Non mi piace per niente. Tra l'altro sono diventate gialle. Ai ai ai, ragazzi. Sono diventate già... I cimbri hanno conquistato, ragazzi, hanno conquistato
Questa è Cimbri. Cosa mi sono perso, ragazzi? No, 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 non va mica bene, eh. Non va mica bene. Beh, adesso i miei alleati hanno la possibilità di prendere una città in più. Attenzione! Attaccano anche Kelm, i Cimbri, però qua... ragazzi. No, no, no. Vediamo nel prossimo gameplay cosa fare. Wow. Wow, se la questione spagnola si sta risolvendo abbastanza bene, a nord iniziano le pressioni, ragazzi. Dobbiamo valutare bene cosa fare. Lo vedremo nel prossimo gameplay. Grazie per essere rimasti con me. Alla prossima.